se non hai i medici che fanno le visite non le fai mai. 3.500 medici, se li mettessimo idealmente su 3.500 ambulatori, avremmo con 10 visite al giorno a testa, che non sono tante, 35.000 visite al giorno. Voi capite che in 2 giorni azzeriamo anche la categoria D e andremo ad aggredire le altre categorie. 3.500 medici che mancano all'appello in Veneto dei 50.000 a livello nazionale e che in questo momento non sono nemmeno a disposizione del sistema sanitario, colpa, dice il presidente Zaia, di una cattiva programmazione universitaria degli anni passati. Ora si sta cercando di recuperare a livello nazionale con nuove norme, ma questi camici bianchi sarebbero fondamentali per dare una risposta concreta al tema liste d'attesa. In regione dal post pandemia si continua a lavorare per recuperare le 500.000 prestazioni inevase causa Covid. A giugno avevamo 100.000 persone in attesa, quindi non con un appuntamento, per la priorità 30 giorni. Oggi stiamo andando sotto le 40.000 e contiamo di azzerarlo. Siamo già azzerati per le 48 ore, per i 10 giorni, adesso stiamo aggredendo il target dei 30 giorni. A questo si aggiunge un altro dato particolarmente significativo. Quest'anno l'incremento di richiesta di prestazioni è del 20%. Questo dà una dimensione anche di quanto, attenzione ci sia nella cura dei veneti. E la Regione Veneto ha deciso di dedicare una sezione del suo sito alla relazione sociosanitaria 2023. Abbiamo voluto una grande operazione di trasparenza. I cittadini, i media, le istituzioni, spiega il governatore, potranno accedere in maniera immediata ai numeri delle prestazioni, all'analisi statistica sulle liste d'attesa, al volume di lavoro svolto, a tutti i servizi attivi negli ospedali sul territorio. Chiunque potrà avere un quadro preciso su tutti i numeri della sanità veneta, un'operazione che spero, conclude Zaia, possa contribuire a diminuire il propagarsi di fake news e imprecisioni che spesso si sentono, talvolta, a beneficio di chi vorrebbe strumentalizzare tematiche complesse come l'offerta sociosanitaria del Veneto.